storia di Elfri inizia nel 1981, grazie alla visione di Luigi Cesarin, un uomo ambizioso, capace di trasformare competenze tecniche e creatività in soluzioni innovative, anche grazie all'esperienza maturata alla Olivetti alla fine degli anni 60. Nei primi anni l'azienda realizza avvolgimenti e macchine elettriche per realtà locali, con un approccio artigianale sempre guidato dalla qualità e dalla soddisfazione del cliente. Negli anni 90, con la crescita della cantieristica navale, Elfri entra nel settore degli elettromagneti per porte tagliafuoco su navi da crociera. Un'esperienza che apre la strada alla produzione civile e porta, a fine decennio, alla nascita della serie di elettromagneti che ancora oggi rappresenta il cuore del nostro business. Dal 2000, nella sede attuale, viene avviata la produzione industriale della serie S, certificata secondo il regolamento europeo prodotti da costruzione. Un successo diffuso in Italia ed in 12 paesi europei, oltre a Marocco, Tunisia e Australia. Pur mantenendo un legame affettivo con la realizzazione di macchine elettriche speciali, negli ultimi anni abbiamo focalizzato energie ed investimenti nel mondo dell'elettromagnetismo, affermandoci con prodotti apprezzati per design, funzionalità e autentico made in Italy. Oggi vantiamo diverse certificazioni, perché crediamo fortemente che arricchire i nostri prodotti con marchi di qualità sia una garanzia aggiuntiva alla quale non si possa rinunciare per impianti affidabili, di elevata qualità e durabilità nel tempo. Guardiamo il futuro ampliando costantemente la nostra gamma di prodotti, espandendoci in vari settori con elettromagneti per applicazioni industriali, elettropermanenti a risparmio energetico, oltre agli elettromagneti vibranti per impianti di automazione.